Un tema di cui sembra non si parli mai abbastanza è la violenza di genere, la violenza sulle donne. A riguardo si apre un corso formativo della Regione dal titolo Il riconoscimento e la risposta operativa alla violenza di genere nel sistema sociosanitario del Veneto, curato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Nella sanità pubblica vengono già svolte attività di formazione a riguardo, ma necessitano di aggiornamenti e di un accrescimento delle competenze. Il progetto è quindi rivolto a chi esercita professioni in cui si possano prevenire e contrastare i fenomeni di violenza sulle donne. E quindi l'invito ad iscriversi viene rivolto al personale sociosanitario, sanitario, che esercita la sua attività all'interno del sistema dell'urgenza-emergenza, come i pronto soccorso e i SUEM 118, e di altre unità di offerta ospedaliera che sono a maggior contatto con le donne, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, oltre che i professionisti che lavorano nelle farmacie del territorio regionale, le operatrici dei centri antiviolenza e gli operatori dei centri per gli uomini autori di violenza, ma anche assistenti sociali, forze dell'ordine, giuristi, in modo che possano accrescere le proprie competenze e conoscenze ed ottenere strumenti utili ad intercettare casi di violenza di genere e offrire, nel caso in cui serva, l'assistenza necessaria. L'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, definisce questo percorso un impegno da parte della Regione Veneto per rendere consapevoli e formare il maggior numero di figure professionali che concorrono ad individuare anche precocemente la violenza contro le donne e a porvi rimedio con un contrasto mirato. Le iscrizioni al percorso rimarranno aperte fino al prossimo 20 ottobre accedendo attraverso il link nella descrizione. Nel frattempo il centro antiviolenza del Comune di Venezia compie 30 anni. Per l'occasione verrà presentata per la prima volta a Venezia l'installazione riconosciuta a livello mondiale Zapatos Rojos di un'artista e attivista messicana, dell'installazione ricorre invece il 15° anniversario. L'installazione è stata realizzata in Messico, dove i femminicidi sono un vero flagello, e sarà a Venezia domani, venerdì 30 agosto, e sabato 31, in Campo Santo Stefano. Ad accogliere l'artista sarà la Presidente del Consiglio del Comune di Venezia, Ermenegilda Damiano, e le operatrici del Centro Antiviolenza. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.